La cosa che mi interessa è fare 5 anni e rimettere in assesto questa barca, che è oggettivamente la barca del comune della città di Venezia, è paurosamente sbandata. È sbandata per tutta una serie di motivazioni che casomai dopo possiamo spiegarci, eccetera. Però è un momento drammatico. Io vi dico la verità, mi sono girato nel letto molte volte, io ho dei figli che sono anche alcuni più grandi di voi, per cui capisco, c'è lo sgomento, perché io che ho 53 anni non riesco a comprendere la situazione, immaginate uno di 18, insomma, per cui. Però non sentitemi un altro, qualcuno di diverso, di strano. Semplicemente sono un padre, anch'io, sono molto preoccupato per il futuro dei ragazzi soprattutto, preoccupazione vera, ho le mie idee, io penso che sia bella che la città possa rinascere, sono più di 30 anni che non c'è più un progetto strategico per la città, credo che sia la base di tutto, perché poi uno può dire le cose che vuole, ci sono tantissimi punti, veramente tanti, forse non ce n'è uno che funziona in questa città, però la base di tutto è che ci vuole un disegno organico dove si riesca a far vivere gli anziani, i giovani, le persone che hanno bisogno prima di tutto, perché se facciamo vivere meglio quelli che stanno male, la città diventa più bella. E secondo me toccherebbe a voi, dovrebbe essere il vostro compito. Io posso soltanto dare 5 anni della mia attività con passione, se divento sindaco ovviamente, e aiutare una classe dirigente giovane, proprio giovane, a avere un'idea più americana della vita, cioè dove un giovane può comandare. Cioè, non è detto che un giovane, per chi è giovane non capisce, io non ho questa idea, assolutamente, vi tratto come tratterei assolutamente me stesso, con rispetto, possiamo avere anche idee diverse, però con totale rispetto, credo assolutamente nei giovani, ci ho sempre creduto, penso che oggi sia un momento storico per questa città, con l'occasione di un disastro gigantesco, di cui magari eventualmente possiamo tentare di parlare dopo, ma è veramente complicata la situazione dal punto di vista finanziario e economico, lo sbilancio del comune è gigantesco, cioè spendiamo molto di più anche in spesa corrente di quello che incassiamo, più di 35 milioni di euro, sono 70 miliardi, si parla sempre che non si devono tagliare i servizi sociali, per cui sembra sempre che arrivi qualcuno, c'è il buono che fa i servizi sociali, il cattivo che li vuol togliere, non è assolutamente vero. Qui dobbiamo difendere la povera gente, perché soltanto è prima di tutto la persona povera che subisce la violenza, la persona povera che ha difficoltà nella protezione, chi si sente solo e chi è più abbandonato, cioè parlare di sicurezza non è una cosa così a sé stante nella vita delle persone, parlare di rilancio economico e di lavoro non deve essere una carità, non è che facciamo le leggi perché le leggi non trovano il lavoro si trova col rilancio economico e questi non sanno neanche da che parte cominciare. Cioè non esiste che tu fai sviluppare la città con le regole ci vogliono, perché senza regole non giochi, dopo ci vuole la squadra e sapere cosa si vuole. Ecco, io ho un progetto, la città deve tornare a essere una delle grandi città del mondo, come lo era 100 anni fa.